Euroregione News. Varmo e Taglio, prima pagina indesiderata. Sindaco Sergio Michelin rincuorato dai risultati delle indagini che hanno allontanato da Santa Marizza di Varmo i sospetti relativi al taglio. L'abbiamo sempre detto dall'inizio che Santa Marizza o Varmo nel suo complesso non c'entrava niente con tutto questo. Quindi grazie a Dio siamo arrivati in fondo e credo che tiriamo tutti un bel sospiro di sollievo. Dispiace purtroppo per quello che è successo, per la famiglia. Diamo un reverente saluto ai morti purtroppo, che non doveva essere, seppur nelle migliori famiglie, succedere queste situazioni, ma che purtroppo sono successe e quindi dobbiamo prenderne atto. Diciamo che Santa Marizza ormai può riprendere il suo vigore che ha sempre avuto. La terra dove hanno vissuto Maldini, Bartolini, adesso anche il nostro amico Dodo e con la signora, autori di grande prestigio, premiati in tutti i territori della zona ma a livello italiano. Quindi ben vengano le nostre genti nel nostro medio Friuli, nella nostra Santa Marizza, terra accogliente di gente brava, genuina e sana. In merito alla letteraccia che è arrivata in municipio l'altro giorno, dove io insieme a tutti i nostri concittadini dobbiamo morire uno a uno di taglio, credo che sia questione di un pazzo che si sia messo in testa di farsi 5 minuti di gloria, ma sicuramente non l'avrà da parte nostra. Tranquillizzo tutta la nostra popolazione. Varmo è un paese sereno, tranquillo e quindi si vive bene, e chi pensa di venirlo a minare con minacce strane, io non ho assolutamente paura, ho la coscienza tranquilla e sono sicuro che tutti i nostri concittadini non potranno vivere una vita serena senza problematiche, anche se queste persone strane e difficili da capire ogni tanto minano la nostra serenità e la nostra credibilità. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.